Allora, il turismo ha subito, lo sappiamo, un arresto durante il Covid, ora è in pieno motore, attivissimo, non solo nel mondo, dove addirittura abbiamo un forecast di 1,8 miliardi di arrivi internazionali nel 2030, ma in particolare in Italia. Allora, queste zone, le colline Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, hanno, mi dicevano proprio ieri, avuto un incremento a 2 cifre. Il Veneto è sicuramente una delle regioni più visitate d'Italia. Quello che bisogna assolutamente fare è conservare la qualità, l'unicità dell'esperienza anche attraverso la narrazione consentita dal riconoscimento di patrimonio dell'umanità di questi meravigliosi luoghi, che in qualche modo consenta di fidelizzare i turisti stranieri che hanno scoperto queste zone e ci passano giorni e ci spendono anche dei soldi, ma anche di attrarre nuove tipologie di turisti che sicuramente possono aiutarci a preservare la qualità di questi luoghi. Questi sono luoghi in cui l'unicità, l'identità del territorio è fatta anche dalle presenze dei cittadini e dei racconti delle persone che ci vivono. Quindi la cosa che è fondamentale per disegnare un futuro realmente sostenibile è includere tutti in maniera circolare nello sviluppo, perché il turismo deve essere veramente un motore di crescita. Il turismo, che è il settore più umano che esiste, è un motore di crescita inclusivo e realmente giusto per preservare tutte le nostre bellezze.